5 giorni di anticipo nella tabella di marcia dei lavori e cantiere lungo la tangenziale sud, all'altezza del ponte su via Vigonovese tra le uscite 13 e 14, che da oggi ha una corsia aperta in più. Stiamo sotto ai cantieri, vogliamo chiuderli presto perché vogliamo ridare strada ai cittadini padovani e togliere l'ingombro di cantieri fondamentali per la sicurezza dei nostri ponti. Lì abbiamo rifatto da nuovo un ponte che era in condizioni molto difficili. 2.300.000 euro per rifare il ponte, altri 800.000 per la viabilità del centro di Camin, con la realizzazione di una nuova pista ciclabile e di una rotatoria, e in tangenziali i lavori finiranno presto. Dovevamo aprire il 5 la tangenziale, sabato gran lavoro da parte di Tazzara, 22 uomini disposti lì sul cantiere, quindi già da oggi, in questo momento, abbiamo aperto una corsia, quella lenta, in direzione da sud verso est. Questo ci consente di eliminare il salto di corsia. Si va dunque verso la normalità in tutto il comparto tra Camin e la zona industriale, in corso la riasfaltatura in via Vigonovese e da mercoledì nuova rotatoria tra via dei Ronchi e via delle Granze, un incrocio delicato che vedrà il traffico scorrere più fluido, in modo anche che il centro di Camin sia attraversato da traffico del quartiere e il meno possibile da mezzi pesanti. Ultimo atto il cosiddetto Camin Facendo, un sistema di piste ciclabili che collegheranno tutta la zona est della città con la zona industriale senza che le due ruote corrano pericoli inutili in mezzo al traffico di auto e camion.